Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 del notiziario di Prealpina.it. È stato rinviato il primo interrogatorio di Alessandro Maia, l'uomo che a Samarate ha ucciso moglie e figlia e ha ferito gravemente il figlio. Il servizio con gli ultimi aggiornamenti. È stato rinviato l'interrogatorio previsto oggi a Monza di Alessandro Maia, l'uomo che a Samarate ha ucciso a martellate la moglie 56enne Stefania Pivetta e la figlia 16enne Giulia e ferito gravemente il figlio di 23 anni Nicolò, che sta lottando per la vita all'ospedale di Varese. Maia, definito dai vicini del suo studio milanese come riservato e puntiglioso, si trova ora in carcere a Monza. Intanto emergono le prime indiscrezioni sulla terrificante tragedia. Il geometra 57enne era oppresso da mesi da una questione professionale con possibili risvolti giudiziari. Proprio la moglie confidò ad un'amica la sua crescente preoccupazione per le condizioni del marito che non mangiava, non dormiva e si lamentava. Una confidenza fatta nella prima serata del 3 maggio. Poche ore dopo, poi, la tragedia, la follia omicida di Maia. Intanto, domani mattina verranno eseguite le autopsie sui corpi di Stefania e Giulia all'ospedale di Legnano. 30 milioni per acquedotto e fognatura in provincia di Varese. Alfa SRL, che gestisce questo settore, ha infatti aperto un bando per un accordo quadro di questo importo in 3 anni che riguarda interventi di sostituzione o di adeguamento delle condotte, in modo tale da garantire la corretta gestione del servizio idrico integrato sul territorio varesino. Si tratta, spiega la società, di una cifra considerevole che dà anche la misura dell'impegno a cui è chiamata un'azienda che gestisce 3.724 km di rete fognaria e 4.296 per la distribuzione dell'acqua potabile. L'appalto sarà diviso in 2 lotti di uguale importo, 15 milioni per i lavori nella parte occidentale della provincia di Varese e altrettanti per quella orientale. Mattinata di incidenti di code sulla 8 Milano-Varese oggi. L'ultimo si è verificato poco dopo le 9 tra lo svincolo di Gallarate e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione Varese, prima della barriera. 2 auto sono entrate in collisione e sono rimasti coinvolti un uomo e una donna di 55 anni. Fortunatamente nessuno dei due ha riportato ferite gravi. Il sinistro ha però provocato disagi al traffico con inevitabili code. Un altro incidente si era verificato poco prima delle 7 tra gli svincoli di Castellanza e di Busto Arsizio. Una persona che viaggiava in direzione Varese aveva perso il controllo della propria auto che era andata a sbattere contro il guardrail. La dinamica era ancora da accertare. Sul posto sono comunque arrivati tempestivamente i soccorsi e la persona coinvolta non avrebbe riportato conseguenze fisiche gravi. E per la pagina della cultura prosegue l'iniziativa dell'assessorato del comune di Varese che ha aderito alla proposta del Ministero della Cultura, appunto, delle domeniche gratis ai musei. L'obiettivo è quello di favorire la valorizzazione e la fruizione dei luoghi dell'arte della città capoluogo di provincia. Domenica 8 maggio, dunque, terzo appuntamento con l'accesso gratuito per il Museo di Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago, dove è in corso la mostra Il Giappone Disegno e Design, mentre al Museo Archeologico di Villa Mirabello si può assistere alla mostra interattiva La civiltà delle palafitte. Gli orari per entrambi i musei saranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. E chiudiamo con lo sport. Oggi parte il Giro d'Italia da Budapest. Data l'assenza di Filippo Ganna, le speranze che un atleta del nostro territorio possa vincere una tappa sono riposte principalmente nel tainese Alessandro Covi, che ha già sfiorato 2 volte questo risultato nell'edizione dell'anno scorso. Una bella e ampia intervista a Covi è contenuta nello speciale sul Giro d'Italia in edicola all'interno del numero odierno di Prealpina. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con le informazioni di Prealpina.it torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio!